Mi chiamo De Mario Remo, sono nato a Santo Stefano di Cadore il 15/6 del 53. Purtroppo a marzo ho contratto il Covid-19 e dopo 100 giorni di terapia intensiva mi sono reso conto che non muovevo nessun muscolo del mio corpo. Inizia così la breve ma toccante testimonianza di Remo De Mario, 68 anni, di Santo Stefano di Cadore, contagiato dal Covid-19 lo scorso marzo e che ancora oggi porta i segni delle conseguenze della malattia sul suo corpo. Il signor De Mario sta lottando per poter tornare a muoversi autonomamente senza l'uso di ausili e per questo da mesi si sta sottoponendo a pesanti cicli di terapia riabilitativa. Il pensiero principale è andato ai miei cari di cosa sarebbe successo. Un centinaio di giorni d'ospedalizzazione, in mezzo l'incubo della terapia intensiva che si è materializzato quando le condizioni di salute sono via via peggiorate, poi il risveglio, la negativizzazione, quella sensazione di non riuscire più a comandare i muscoli del proprio corpo. Neuropatia periferica da Covid si chiama la complicanza patita dal signor De Mario, una sorta di paralisi fortunatamente senza danni cerebrali che lo hanno costretto immobile in carrozzina. Dal 28 giugno scorso, racconta la moglie, Remo è in terapia. Ci sono stati miglioramenti, ma il percorso di cura è ancora lungo. Remo De Mario non molla un minuto. È in pensione da 2 anni. In Comelico reggeva le sorti dell'impresa di famiglia che si occupa dello stampaggio della componentistica per il settore della refrigerazione. Remo vuole godersi la pensione e ce la farà, ci dice la moglie, che manda un abbraccio virtuale ai medici della terapia intensiva di Belluno, nei confronti dei quali ha solo parole di encomio. L'appello di Remo non ammette repliche. Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. Se non volete farlo per voi, fatelo per i vostri cari. Io purtroppo sono ancora in ospedale.